Se l'inferno ha un suono, è quello del Kalashnikov. Lo dissero ancora tremando, con negli occhi le immagini dell'incubo, alcuni dei sopravvissuti. La morte in 8 minuti dalle 21:40 alle 21:48 del 13 novembre 2015. I colpi spezzano le note del gruppo rock Eagles of Death Metal al Bataclan, al culmine degli attacchi simultanei che fanno sprofondare Parigi nell'orrore del terrorismo islamico. Si conteranno in tutto 130 morti e 413 feriti. Lei, Valeria Solesin, non potrà raccontare quella paura. Muore lì, a 28 anni, nel luogo dove la festa diventa strage, in appena 8 minuti, vicino al fidanzato Andrea. Quale dovrebbe essere la nostra risposta al terrorismo? Non dobbiamo cedere alla paura e all'odio. Dobbiamo resistere e difendere con ancora maggior forza i nostri principi e i nostri ideali. Nel corso del tempo le parole di mamma Luciana, del papà Alberto, del fratello Dario hanno scandito 10 anni di dolore, 10 anni di memoria, 10 anni di omaggi per la ricercatrice universitaria alla quale sono stati intitolati premi, riconoscimenti e il ponte che a Venezia porta il suo nome. Era riuscita a conquistarsi una vita molto normale, molto felice, pur portando avanti un impegno di lavoro e di ricerca molto importante. Il lavoro, lo studio, l'amore, il volontariato, il sociale. Valeria era tutto questo, uno sguardo verso l'armonia e la pace tra i popoli, che a tutti sembrò concreta in piazza San Marco nel giorno dei funerali. Cristianesimo, Islam, ebraismo, 3 religioni unite in una cerimonia da brividi. I tuoi assassini criminali, anti-Islam, anti-ogni religione, anti-umanità, hanno fallito. Il terrorismo fatto nel nome dell'Islam è un crimine contro la Umma dell'Islam e contro l'umanità intera. E va sconfitto. E gli stessi musulmani lo devono fare in quanto sono per prima a subire la sua devastazione. Questi terroristi si adoperano per eliminare le persone diverse da loro, ma non prevarranno se troveranno a contrastarli persone come te che non si lasceranno intimorire. Consentitemi una parola doverosa agli uomini e alle donne del terrore. Perché, come avete potuto, la vostra cultura ci fa inorridire, ma non ci